Bene, eccoci qua anche oggi. Ne accennavo prima fuori onda col nostro ospite, Marco Chinaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Il Manegium, che è una onlus con sede a Fratta Polesine, che insomma i rodigini e i polesani in genere è gente ben strana, fanno delle cose francamente eccezionali, però si sa poco fuori dai loro confini. Quella di cui parliamo oggi è un'esperienza secondo me straordinaria, appunto quella del Manegium. Fratta Polesine, fra le altre cose, è veramente una città ricca di storia per il nostro paese. Insomma, lì è nata la carboneria, lì ha vissuto Giacomo Matteotti, ma avremo occasione di parlarne in altra puntata. E lì c'è anche il Manegium. E il Manegium, pensate un po', è addirittura un palazzo, se non vado errato, di 2 o 3 piani, perché sì, in cui un gruppo di volontari, dopo averlo restaurato, recuperato, è stata una donazione, ha costruito un museo etnografico che vive quotidianamente grazie all'impegno di alcune persone del posto, tra cui il nostro ospite che ne è il vicepresidente. Cioè visitarlo è un tuffo nella storia di quel territorio. Molte delle stanze sono state adibite e recuperate così come erano le stanze di qualche decennio o secolo fa. Ecco, partiamo dall'idea, perché insomma, tutti vorrebbero in qualche maniera mantenere la propria cultura, la propria tradizione, ma voi lo fate veramente alla grande. Sì, oggettivamente questa è stata un'esperienza significativa che a partire da un gruppo di volontari, tra cui il maestro Azzi, Adriano Azzi, che è stato un po' l'iniziatore di questa vicenda, si lega a un ritrovamento archeologico eccezionale, che è il ritrovamento di Frattesina. Frattesina è questo abitato di età protostorica che definisce come il Polesine, invece di essere un luogo periferico come spesso si può immaginare, era il centro dei traffici commerciali tra il mare del nord e la Grecia nel corso dell'età classica, in particolare il commercio dell'ambra. Quindi no, oggi parliamo di globalizzazione, ma di fatto esisteva anche allora. E da questa serie di scavi archeologici, che siamo alla fine degli anni 70, primi anni 80, nasce questa esigenza, anche in un momento in cui, complice il boom economico, le trasformazioni anche del tessuto sociale, la memoria della civiltà contadina rischiava seriamente di scomparire. Fratta, come diceva lei, è una città, perché è città per decreto del presidente emerito Napolitano del 2011, che ha una storia lunga e una storia, devo dire, che è frutto certamente, nel nostro caso del Manegium, dell'impegno di tanti volontari, ma anche delle amministrazioni locali che ci hanno creduto, perché questo toponimo, che è un toponimo di probabile origine longobarda che risale attorno all'anno 1000, comprende ben 7 comuni del territorio che si sono ritrovati in un'idea e in una dimensione che mette assieme tante esperienze diverse, ma che poi vanno a concentrarsi in questa struttura che è decisamente favolosa. È favolosa per chi ha i capelli bianchi, perché con un po' di nostalgia rivive la sua infanzia, ma devo dire che è favolosa anche per i ragazzini, i quali, dominati da questa società tecnologica, scoprono cose che non conoscono neanche, insomma, di cui non hanno neanche nemmeno sentito più parlare. Quindi citiamo i comuni, perché credo sì, che per alcuni sia una scoperta. Trecenta, Canda, Castel Guglielmo, San Bellino, Fratta Polesine, Villa Marzana, Pincara e Villanova del Ghebbo. Sì. Credo che tutti insieme forse arriveranno a 10.000 abitanti. Sì, devo dire, anzi recentemente ci sono state elezioni amministrative e in molti di questi comuni c'era una lista unica, ecco, giusto per dire che è una realtà anche purtroppo che ha subito un forte calo demografico, seguito anche a quella tragedia immane che è stata l'alluvione del 1951, che ci ha privato di molte energie. Sono territori ricchi di storia. Castel Guglielmo, ad esempio, il castello di Guglielmo viene citato in una novella del Decamerone da Messer Giovanni Boccaccio. San Bellino, oltre a portare il nome del patrono titolare della nostra diocesi, è un luogo di eccellenze, tra cui la vetreria di Sandro Tomanina, che è un luogo eccezionale di produzione artigiana. A livello mondiale, eh? Sì, e a proposito di produzione artigiana a livello mondiale, a Pincara ha sede questo luogo straordinario che sono le antiche distillerie Mantovani, che ha saputo nobilitare un'arte importante che è quella della distillazione, facendo uno dei primi musei di impresa in Italia. A Villanova del Ghebbo c'era un castello in cui soggiornò Federico Barbarossa. Villa Marzana è segnata, a proposito di Matteotti, ci sono sempre questi legami, fu un paese che fu amministrato da sindaco, da Giacomo Matteotti, ma è stato anche la sede di una delle più tragiche rappresaglie nazifasciste, parliamo del 15 ottobre del 1944, fino ad arrivare a Canda, dove si trova una villa, la Villa Nani Mocenigo, che è una delle opere tradizionalmente attribuita allo Scamozzi, più significative lungo questa asta importante che è quella
del Tartaro, Fissero, Canalbianco, quindi un territorio veramente per non dimenticare a ricchissimo. Fratta Polesine e Villa Badoer. Certo che sì, c'è il Villa Badoer nelle cui barchesse oggi esiste il Museo Nazionale Archeologico di dipendenza del Ministero, proprio che racconta questa storia antica dei commerci e delle necropoli, perché era una zona anche di forte insediamento e anche di sepolture. Avrete capito da quanto ho detto che a Marco Chinaglia piace la storia. E a proposito di questo, ecco, una cosa che mi ha sorpreso avendo avuto modo di frequentare quel territorio è che l'immagine che noi abbiamo del Polesine non è certo quello di un territorio, tra virgolette, rivoluzionario, insomma, e invece lì è passata gran parte del risorgimento e della democrazia del nostro paese. Beh, certo, noi abbiamo una sezione importante all'interno del nostro museo che fra l'altro quest'anno probabilmente comincerà a spostarsi da Fratta, dove si svolgono già delle importanti giornate carbonare. È nata la carboneria a in Italia. ridosso, certo, a ridosso della fiera di San Martino, perché l'11 di novembre del 1818 in questo banchetto che fu organizzato a Villa Molin, che è una di queste ville palladiane di Fratta, ci fu una congiura, alcuni commensali guidati dalla contessa Cecilia Monti, che era sposata al generale Darnaud francese, brindarono al figlio di Napoleone come re di Roma, ci fu l'irruzione della polizia austriaca e di questo questa vicenda ce la racconta uno dei più importanti letterati della nostra letteratura, cioè Silvio Pellico, che nelle mie prigioni racconta la vicinanza di personaggi come Antonio Fortunato Oroboni nelle carceri dello Spielberg. La carboneria è solo un pezzo di questa storia. Sì, effettivamente per chi non è polesano può colpire questo, ma il Polesine non avendo mai avuto uno suo dominio personale, è sempre stato conteso tra veneziani, ferraresi, scaligeri, carraresi. Probabilmente il tema della ricerca di una propria identità, di una propria libertà, di una propria indipendenza, lo ha sempre sentito. La carboneria ne è un esempio. Di lì a poco, a fine Ottocento, nelle zone anche attorno a Fratta scoppiò la Boie, che è il primo sciopero agrario d'Italia, la Boie, la rabbia che bolle, no? Che viene fuori. E quindi anche Giacomo Matteotti ha respirato sicuramente quella storia. Vicino a Fratta è nato anche Adolfo Rossi, che è stato uno dei primi che da diplomatico ha raccontato le vicende degli emigrati nel Sud America, quindi una storia anche di sofferenza che noi ci siamo probabilmente portati dietro. Io spesso dico che forse i polesani è l'unico anche popolo italiano che è autorazzista, cioè spesso noi ci consideriamo da soli un po' minoritari rispetto ad altri, quando invece viviamo tra i maggiori 2 fiumi d'Italia, con tutte le caratteristiche che questo comporta. Il management è un po' un microcosmo, senza nulla togliere a Badia, a Lendinara, a Rovigo, Adria, centri che sono sicuramente importanti. Il management è un microcosmo che è molto apprezzato perché moltissime sono le visite continue sia da parte di addetti al settore, sia da parte di gruppi, di scolaresche ovviamente. A chi lo vede non se lo dimentica. Ecco, sicuramente anche perché c'è stata un'opera significativa che è stata portata avanti da soci storici, mi viene in mente Domizio Gabbanella, mi viene in mente il cavalier Carlo Mario Prando che è venuto a mancare da poco, che hanno anche ricostruito gli ambienti. Voi al management ritrovate veramente il sapore della vecchia classe, con il calamaio, con l'inchiostro, con la lavagna col gesso, della cappella. Abbiamo una quantità enorme di oggetti. Migliaia di santini, ad esempio, un oggetto che nelle case contadine non mancava mai. Una collezione di ferri da stiro, una cosa che forse banale potrebbe sembrare, ma che banale non è in un contesto, diciamo, rurale contadino. Insomma, tanti piccoli aspetti. La settimana scorsa abbiamo avuto anche la visita del vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Rosato, per cui insomma stiamo cercando di fare di tutto per dare una promozione anche a livello nazionale di questa struttura con la sua identità. E voi avete anche una rivista che sì, una rivista fra le mani. Che sono i quaderni del Management, diciamo che sono pubblicazioni annuali se non biennali, ad esempio l'ultimo numero è il numero possiamo farlo vedere, sì. 6 e 7, che raccolgono contributi che sono stati portati di approfondimento sul museo, ma soprattutto gli aspetti più interessanti in questi ultimi numeri sono stati approfonditi, pubblicati gli atti dei convegni che abbiamo ospitato al Management su temi proprio legati ai lavori contadini, quei lavori che non si conoscono più, dalla viticoltura ai canapifici, agli zuccherifici, fino ad arrivare a proposito di Villanova del Ghebbo, che è uno dei centri del Management. Villanova del Ghebbo, voi qui siamo in zona di Padova, conoscete bene i calzaturifici della riviera del Brenta, ma anche lì c'è una storia di calzaturifici
iniziata, sapete come? Suolando le scarpe ai soldati napoleonici, ai primi dell'Ottocento, i contadini che si riciclavano in questo modo, facendosi pagare insomma, qualche lira dai soldati francesi, e da lì è nata una tradizione che continua nel corso del tempo. Lì al Manegium avete anche una mostra fotografica sulla storia della carboneria. Sì, fotografica e documentaria. Addirittura qua c'è stata la possibilità, e questo dimostra che quando il volontariato ci si mette non ha limiti, di fare anche degli acquisti importanti di documenti originali che riguardano non solo Fratta ma anche gli altri centri interessati dalla carboneria in Polesine, tra cui vorrei citare Calto, che è nell'Alto Polesine, un piccolo paese dove nasce Costantino Munari, che è considerato uno dei primi comunisti della storia, perché lui si definiva contro la proprietà privata già ben prima di Marx. E poi Crespino che è un centro dove, a parte la mitologia, dove si dice sia caduto Fetonte, no? Nelle acque del Po, dove ci fu il vero inventore della carboneria, quello che poi la portò a Fratta, che era il pretore Felice Foresti, che io dico sempre è un po' quello che ha fatto l'unità d'Italia, perché cacciato dopo i Monti Carbonari ritorna in Italia come console americano e fa incontrare per la prima volta due signori, uno si chiamava Mazzini, l'altro si chiamava Garibaldi. Quindi a proposito di questa lotta per i diritti, anche dal nostro territorio è partito quel filo rosso che poi ha portato insomma, la nostra Italia a essere il paese che conosciamo. Insomma. Per chiudere con un sorriso ed una curiosità, sì. Ma la pasta alla carbonara c'entra qualcosa con i carbonari? Ma teoricamente sì, anche se ovviamente non è nulla che è riferito. Se posso fare una piccolissima correzione, non è che sia proprio nata in Polesine. In Polesine ha avuto un luogo di sviluppo significativo. Parliamo della carboneria. Sì, è nata nel sud Italia, dicevo perché la pasta carbonara poi comunque è tipica di una zona che è quella dell'agro romano certo. Sostanzialmente. La vicinanza in Polesine sta anche al fatto che l'ultima resistenza delle truppe napoleoniche in Italia sul Po, avviene sul Po, ed è guidata da Gioacchino Murat, che veniva proprio da Napoli. Quindi i primi moti carbonari vengono dalle Calabrie e da Napoli, poi si spostano al nord dove trovano effettivamente un terreno fertile. Però a Fratta c'è l'unico monumento italiano alla carboneria. L'unico e il primo in assoluto, perché risale al 1867, quindi un anno dopo l'unificazione al regno. Quindi insomma memorie che vale la pena di ricordare, anche perché viviamo in tempi in cui la memoria storica, se posso permettermi, mi sembra a volte un po' fragile, quindi è giusto ribadirla. Grazie a Marco Chinaglia, che è il vicepresidente di questa, che ripeto essere una straordinaria esperienza, quella del Manegium, un'associazione onlus che gestisce questo e ha creato e continua a implementare questo museo etnografico che ha sede a Fratta Polesine. Citiamo per concludere, ricordiamo i comuni che fanno parte del Manegium: Trecenta, Canda, Castel Guglielmo, San Bellino, Fratta Polesine, Villa Marzana, Pincara e Villanova del Ghebbo. Per quello che possiamo contribuiamo a farli conoscere. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima. Bene.